Grazie, bentrovati di nuovo dalla redazione veneta per le altre notizie. Riccardo Rodriguez, ex consigliere del PDL, attuale membro del PDL. Parliamo un po' di questa fiera di Sant'Andrea, perché è stata stamattina presentata una fiera molto ridimensionata, lei è d'accordo? È stata presentata alla faccia di chi appena giunto il commissario continuava a dire che non si sarebbe fatta la fiera. È chiaro che sarà un po' sottotono, ma comunque la fiera c'è. Mi dispiace solamente che non sia una fiera, ma è una sagra fiera. È una sagra fiera che non è sacra fiera, ma è una sagra fiera, ripeto, perché in tutti questi anni di amministrazione del centro-sinistra il Comune non ha mai pensato di potersi dotare di un ufficio fiera, quindi abbiamo sempre dovuto improvvisare, facendoci aiutare come amministrazione dal comando dei vigili urbani, che non ha nulla a che vedere con la fiera, dalla Confartigianato, che non si capisce perché abbia il monopolio soltanto la Confartigianato, che va a escludere tutte le altre associazioni di categoria, e abbiamo messo in terza fila la Proloco, che è un ente inutile così com'è, perché è un cubo vuoto, senza soldi, è un'emanazione del Comune, agli ordini del Comune, dove esiste ancora il famoso impero Bolzicco, dove tutto può. Noi chiederemo naturalmente a Bolzicco una replica di queste sue dichiarazioni, anche perché voglio dire che la Confartigianato abbia il monopolio non sembrava qualche tempo fa, o sbaglio? È così, da qualche anno è così. Se lei pensa che i gazebi bianchi per gli espositori costano una bella cifra, bisogna capire poi in che termini entra a far parte nella organizzazione della Confartigianato. Allora, siamo con Marcantonio Bolzicco, uno degli organizzatori della fiera di Sant'Andrea, che vuole replicare alle accuse mosse da Riccardo Rodriguez, che nel telegiornale di giovedì aveva parlato addirittura di impero Bolzicco. Prima una premessa: la Confartigianato è stata da noi contattata nella persona del presidente Marco Battiston per replicare sempre alla presa di posizione di Rodriguez. La Confartigianato ha preferito non commentare quelle che ritiene notizie prive di fondamento. Qual è la sua posizione invece, Bolzicco? Beh, senz'altro sono affermazioni che non sono in linea con la realtà. Quest'anno la fiera ci sarà una bella fiera, una fiera molto importante rispetto anche alle altre, perché si è visto che veramente che la gente viene fuori per le strade, ha voglia di venire, gli espositori sono oltre 400, le associazioni sono intorno ai 200, c'è una vitalità intorno veramente incredibile. Noi siamo felici per tutto questo, per la disponibilità e anche sono venuto qua anch'io per parlare appunto della fiera, perché è un momento importante per la città di Portogruaro, e Rodriguez lo ringraziamo per averci dato questa possibilità. Si parla di fiera e non soprattutto sotto la parte polemica, perché noi ci crediamo in questa fiera, ci crediamo da 24 anni e vediamo che ogni anno cresce con le associazioni, anche con le battute sulla Proloco sono state secondo me senza troppa conoscenza, perché la Proloco che ha fatto quest'anno ha fatto moltissimo, anche se non ha avuto i contributi del Comune.